Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai suoi servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite di acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ai tempi di Gesù, i simboli per eccellenza dell'abbondanza, della pienezza e della festa erano le nozze e il matrimonio. Strettamente collegato a questo evento c'era il banchetto che consacrava l'evento. Oggi non è più così. Ci si sposa molto meno di ieri, le coppie si chiamano di fatto perché hanno intrapreso la convivenza senza nessun scambio pubblico di consenso ufficiale. E l'industria del divertimento si è così perfezionata che appare quasi preistorico associare la festa al pranzo di nozze. Ciò che non cambia è, e che non può cambiare però, è l'ingrediente della gioia all'interno delle feste, dei divertimenti e degli eventi straordinari, che sono delle occasioni per noi per interrompere lo scorrere quotidiano del tempo, per consegnare alle nostre esistenze il piacere di vivere. Ed è esattamente questo ciò che è accaduto a Cana di Galilea. Il banchetto imbandito per le nozze dei 2 sposi si sta svolgendo con tutto il suo carico di passaggi obbligati che devono essere attuati. Ciò che nota Maria, ecco l'attualità di questo passo, è che quel gruppo di invitati, a quel gruppo manca il vino, manca la gioia di vivere. Ancora oggi si può presenziare ad una festa, ma con il cuore spento, poco motivati e abbastanza lontani dall'orizzonte della felicità. Crociere, viaggi, gite, escursioni, concerti, uscite, visite o tour enogastronomici, quante volte si è immersi in questi eventi e la gioia resta la grande assente dell'esperienza consumata insieme. Se nessuno lo fa notare, si finge che tutto vada bene. Ci siamo divertiti, si dice, abbiamo fatto foto e video.
Le risate non sono mancate, ma tanti aspettano il prossimo evento per sperare che si accenda in loro la gioia. Maria non ha finto di non vedere quello che stava accadendo. È andata da Gesù, suo figlio, e gli ha fatto presente la situazione. Non hanno più vino. In questa casa manca la gioia. Non esiste la gioia di vivere. Gesù sembra indispettito a questa segnalazione di Maria. E gli risponde: «Donna, che vuoi da me?» Ma l'occhio attento della mamma ha colto che al di là dell'impreparazione del figlio ad entrare in azione, non è ancora giunta la mia ora, la sua richiesta ha fatto breccia nel cuore di Gesù. Il resto è noto. Gesù fa riempire le anfore di acqua e ordina che queste vengano portate al banchetto. L'acqua si è trasformata in vino, la festa è salva, torna non solo il divertimento, l'allegria e quel clima di sana baldoria senza la quale non c'è festa di nozze, ma si fa strada anche la gioia che riempie il cuore di chi partecipa alla felicità degli altri. E questo è ciò che rende indimenticabile quell'evento. Solo Dio sa quanto anche noi abbiamo bisogno che Maria dica a Gesù che in moltissime nostre case, in moltissime nostre comunità e banchetti è finito il vino della gioia. Per imparare che per trovare la felicità non ci è chiesto di cercarla da soli, consultando per se stessi il ricco menù che ci viene fornito dall'industria del divertimento. La felicità autentica la trova solo chi è disposto a partecipare e a condividere la gioia di chi vicino a noi si accorge di avere nuove ragioni per vivere e per continuare a lavorare e a sperare. Agli anziani della chiesa di Efeso, che addolorati si sono recati al porto per salutare per l'ultima volta San Paolo, certi che non l'avrebbero più visto, San Paolo consegna solenni discorsi o grandi raccomandazioni. Affida a chi lo saluta con il nodo alla gola le parole di Gesù perché le imprimano dentro il loro cuore. Si è più beati nel dare che nel ricevere. Il senso della vera festa attraversa la nostra vita non appena decidiamo di condividere con chi ci è vicino le ragioni della sua piccola e grande gioia. Nel cercare la festa per noi stessi si spendono molti soldi, ci si stanca e si resta con il cuore carico di nostalgia della vera pace del cuore. Occuparsi di chi ha meno, farsi carico di chi è più debole e creare le condizioni perché nessuno debba essere senza il necessario per vivere, vuol dire praticare la grammatica della gioia, che si declina come servizio, perdono, accoglienza e libertà dal giudicare. Allora facciamo in modo in questo tempo che ai nostri giovani giunga all'orecchio e al cuore l'ansia di Maria per le troppe realtà comunicare
comunitarie senza il vino della gioia. Diamo l'esempio a chi cresce che solo Gesù è capace di trasformare l'acqua della nostra quotidianità nel vino della gioia permanente che non delude. E facciamo in modo che non manchino nei pressi dei nostri figli le giare che al momento opportuno potranno, su ordine di Gesù, essere riempite di acqua per poi trasformarsi in gioia. E quali sono queste giare? Il nostro esempio di adulti, la nostra testimonianza di servizio e di attenzione al bene comune, il partecipare alla ricerca per il bene di tutti anche se non si è retribuiti, la disponibilità a non giudicare e soprattutto a non condannare chi è più debole. L'ascolto del Vangelo come la parola che se letta, meditata e accolta ci insegna a vivere e che guarisce tutte quelle angosce, quelle malinconie che ci sono nei nostri figli e in tanti di noi e che ci insegna il Vangelo a vivere veramente a vivere con il perdono e con l'accoglienza indistinta degli altri. Se queste 6 giare sono presenti accanto a chi cresce, prima o poi Gesù, su invito di Maria, farà in modo che l'acqua del vivere si trasformi nel vino della gioia. E in questa domenica preghiamo perché la tregua nella terra di Gesù si consolidi per preparare quella pace giusta che tutti attendiamo. Caro Gesù, al matrimonio della zia, noi bambini ci hanno messo su un tavolo riservato e al posto del vino hanno messo sulla tovaglia aranciate e altre bibite. Gli sposi ci hanno detto per ridere di non bere troppo e Mattia ha risposto: fate attenzione anche voi perché chi beve troppo vino poi litiga. E poi a noi ha aggiunto: il papà di Alessio, quando beve troppo, bisticcia con tutti e tratta male anche i figli. Per questo motivo lui spesso è triste. A catechismo ci hanno detto che solo tu, Gesù, ci aiuti ad essere felici. Ti prego, Gesù, porta il vino della gioia in tutte le nostre case e porta il vino della pace anche nella tua terra, dove forse si riesce a firmare la tregua e a fermare quella brutta guerra che ha distrutto tutto e ucciso troppe persone. Grazie Gesù della gioia che mi dai.